399 milioni di euro spesi dalla Regione Veneto per potenziare il servizio ferroviario grazie all'acquisto di 200 carrozze, tra cui 21 Vivalto, i convogli a due piani, per servire in maniera più adeguata i 40.000 pendolari che quotidianamente frequentano le strade ferrate del territorio. Così il governatore Luca Zaia spiega l'investimento nel segno di quella programmazione cadenzata che ha ottimizzato il servizio regionale. Zaia è raggiante all'indomani del Consiglio federale leghista di Milano, che ha sancito all'unanimità la sua ricandidatura alle regionali del 10 maggio. In questo momento, per quel che mi riguarda, a pancia a terra vado avanti per la mia strada sul mandato che mi ha dato il Consiglio federale. È stata nominata una persona di provata fede leghista e soprattutto di provata anche esperienza, e penso che riuscirà a ricompattare il movimento, e anche tutta questa partita dovrà essere risolta. Penso che il tema sia quello del dibattito che c'è stato, ed è bene però che oggi i veneti sappiano che c'è un candidato presidente che vuole andare dritto all'obiettivo.